Governatore, autorità, presidenti, amici Lions, gentili ospiti, buongiorno. Sono Sonia Siracusa, cerimoniere del Lions Club Agrigento Valle dei Templi e vi porgo il benvenuto in occasione della cerimonia del passaggio della campana Anno Sociale 2020-2021 per il presidente uscente Mariella Antinoro e il presidente entrante Maria Assunta Iacona, nonché dell'apertura dell'anno sociale 2021-2022, nel corso della quale si procederà all'investitura di un nuovo socio. Vi invito ad alzarvi in piedi per l'ascolto degli inni degli Stati Uniti d'America in onore del nostro presidente internazionale Douglas Alexander, europeo e italiano. Al termine dell'esecuzione degli inni vi chiedo di rimanere ancora in piedi per la lettura degli scopi del Lions Club International e della preghiera dei Lions. Lions Club International. Organizzare, costituire e sovrintendere clubs di servizio denominati Lions Clubs. Coordinare le attività e omogeneizzare l'amministrazione dei Lions Clubs. Creare e promuovere uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo. Promuovere i principi del buon governo e della buona cittadinanza. Essere parte attiva del benessere civico, culturale, sociale, morale della comunità. Unire i clubs con vincoli di amicizia, socievolezza e comprensione reciproca. Fornire un luogo per aperti dibattiti su qualsiasi tema di interesse pubblico, con l'eccezione della politica di parte e del settarismo religioso. Incoraggiare le persone disposte al servizio a servire le loro comunità senza personale vantaggio economico. Incoraggiarne l'efficienza e promuovere alti livelli etici nel commercio, nell'industria, nelle attività pubbliche e nell'impegno privato. Preghiera dei Lions. Ti ringraziamo, Signore, per essere qui riuniti per diventare migliori e per poter servire meglio i nostri simili. Dacci, Signore, l'umiltà,
la conoscenza e la forza necessaria per compiere insieme i nostri doveri con entusiasmo e tenacia. Dacci la bontà e la tolleranza per rispettare le opinioni degli altri ed alimentare in tutti l'aspirazione a servire l'umanità che soffre. Proteggi la nostra grande famiglia lionistica, che lavora oggi, come sempre, per il culto dell'amicizia, dell'amore per il prossimo e del servizio disinteressato. Benedici, Signore, il nostro lavoro. Potete accomodarvi. Oggi ci onora della sua presenza e lo salutiamo con un applauso il past governatore del distretto 108 YB Sicilia, dottor Angelo Collura. Sono altresì presenti e li salutiamo accomunandoli un unico applauso finale al termine della loro presentazione. Il Presidente della 10ª circoscrizione, dottoressa Loredana Giudice e gentile consorte che ci raggiungeranno. Il Presidente della 10ª circoscrizione anno sociale 2020-2021, dottor Nicolò Scaturro e gentile signora. Il Vicepresidente nazionale Social Lions e primo Vicepresidente Lions Club Valle dei Templi, professor Francesco Pira e gentile signora. Il Presidente della Zona 26, dottor Enrico Fiorella e gentile signora. Il Presidente della Zona 26 anno sociale 2020-2021, Cavaliere Emanuele Salvatore Farrugia e gentile signora. Il delegato alla comunicazione Lions e direttore responsabile della rivista distrettuale, nonché Lions Guida del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, dottor Walter Buscema. Il Lions Guida del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, ragioniere Alfonso Falzone. Il Presidente del Lions Club Agrigento Host, professor Giuseppe Caramazza e gentile signora. Il Presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte, avvocato Giusica Piusciamato. Il Presidente del Lions Club Agrigento Chiaramonte, anno sociale 2021, professor Giovanni Celauro, che sta arrivando. Il Presidente del Lions Club Aragora Covittini Grottera Calmuto Zolfare, dottor Antonino Cinai, gentile signora. Il Presidente del Lions Club Aragona Comitini Grottera Calmuto Zolfare, anno sociale 2020-2021, dottor Calogero Patanella, che ci raggiungerà a breve. Il Presidente del Leo Club Agrigento Host, dottor Salvatore Malluzzo. Il Segretario del Lions Club Agrigento Host, avvocato Adriano Barba e gentile signora. Agli officer distrettuali, a tutti i Melvin Jones presenti ed a tutti gli officer di club porgo il mio più cordiale saluto di benvenuto. Si dà lettura dei messaggi pervenuti. È pervenuto il videomessaggio del Presidente del Consiglio dei Governatori Icali, avvocato Mariella Sciammetta, nonché immediato past governatore del distretto 108 YB Sicilia, che invito a seguire. Carissimi amici del Club Agrigento Valle dei Templi, carissima Mariella, carissima Susi, autorità lionistiche che siete presenti, grazie per avermi concesso di potervi fare questo videomessaggio, tenuto conto che purtroppo non mi è stato possibile essere con voi come avrei voluto, perché sapete che vi incontro sempre con grande piacere. Cosa dire? Il momento di passaggio della campana è sempre un momento particolarmente emozionante per chi lascia, come Mariella Antinoro, perché ricorda un po' tutto ciò che è avvenuto, e per chi subentra come Susi l'emozione di dover ricoprire un incarico di responsabilità. L'anno che abbiamo vissuto è stato molto particolare, lo sappiamo, lo abbiamo definito speciale, ma io voglio dire a Mariella che sono stata veramente felice e onorata di aver potuto collaborare con lei e di averla avuta come presidente proprio in questo anno. C'è stato un dialogo continuo, costante, e il club è stato veramente sempre presente e attivo, venendo incontro a chi aveva bisogno. Quindi grazie Mariella per quello che hai fatto, grazie a tutti i soci per quello che avete fatto, e un pensiero augurale lo voglio rivolgere all'amica Susi.
sono convinta che il club continuerà ad essere in ottime mani, perché Susi è una persona armata di grandi sentimenti e di buona volontà, sarà sicuramente collaborata da ottimi soci, quindi io Susi ti auguro di non avere nessuna preoccupazione, di andare avanti, di coinvolgere tutti e di conseguire tanti successi che certamente non sono i successi personali, perché quelli i Lions li hanno a prescindere, tu li hai a prescindere, ma successi che sono determinati proprio dalla possibilità di aiutare tante persone. Quindi ti auguro un anno splendido, a tutti i soci auguro un anno di orgoglio lionistico, vi sono vicina e per qualunque cosa sapete che mi potete trovare, vi auguro un mondo di bene e un caro saluto a tutti, grazie. Diamo il benvenuto al Presidente della 10ª circoscrizione, dottoressa Loredana Felice. Messaggio del Governatore del Distretto 108 YB Sicilia, dottor Francesco Cirillo. Carissima Mariella, purtroppo coincidenti impegni precedentemente assunti mi impediscono di partecipare al passaggio della campana e apertura anno sociale del Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Consideratemi comunque presente con il pensiero rivolto a tutti i soci riuniti attorno al vostro vessillo, che ha avuto ed ha il privilegio di annoverare officer distrettuali che negli anni hanno dato segno tangibile di dedizione al servizio e che si apprestano come sempre ad affrontare sfide ancora più impegnative. Ringrazio tutti i soci per ciò che hanno realizzato in questo trascorso anno sotto la tua attenta guida, mentre desidero formulare i miei più sinceri auguri per un nuovo anno sociale, sicuro che ancora una volta, sotto la guida del nuovo Presidente Maria Assunta, sapranno eccellere nel servizio alla collettività e nella testimonianza dei valori che ci appartengono. Nell'abbracciarti affettuosamente ti prego di estendere i miei più cordiali saluti a tutti i soci. Franco Cirillo. Messaggio del primo vice governatore del distretto 108 YB Sicilia, dottor Maurizio Gibilaro. Carissima Presidente, amica Maria, ti ringrazio per il gradito invito al passaggio della campana, al quale avrei voluto partecipare. Purtroppo concomitanti impegni mi impediscono di essere presente. Ho seguito con attenzione il vostro anno di servizio e non posso che complimentarmi con te e con tutti i soci di questo prestigioso club. Alla cara Maria Assunta, un grande in bocca al lupo per l'anno di servizio che dovrà affrontare, nella continuità e nel solco dei servizi tracciati quest'anno. Messaggio del secondo vice governatore del distretto 108 YB Sicilia, dottor Paolo Valenti. Cara Mariella, ho ricevuto il vostro cortese invito per il passaggio della campana. Purtroppo non potremo essere presenti. Lo saremo sicuramente con il cuore, perché con te e con i soci del club ho instaurato un duraturo rapporto di amicizia. Dalla sua fondazione il vostro club si è distinto per l'impegno e per la capacità di far fronte ai fabbisogni del vostro territorio. Hai svolto il tuo ruolo con passione e amore, dedicando molto del tuo tempo alla crescita del Lions Club Agrigento Valle dei Templi e alla presenza della nostra associazione nella vostra comunità. Auguro a Susi un buon inizio dell'anno sociale, il quale sarà senz'altro nel segno della continuità e dell'impegno lionistico. Un grande abbraccio, Paolo Valenti. Prende la parola ed introduce la cerimonia del passaggio della campana il presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, Mariella Antinoro. Governatore, presidenti al tavolo della presidenza, autorità lionistiche, amici in sala, benvenuti. Un grazie di cuore per essere qua oggi. Vi dico sempre grazie, ma oggi ve lo dico veramente con il cuore, perché anche se stiamo attraversando un momento delicato, siamo qua oggi per vivere questo momento emozionante insieme. Sono trascorsi 2 anni dalla partenza per uno straordinario viaggio
e in questi giorni abbiamo tagliato un secondo traguardo, perché il nostro percorso è diviso in tappe e nel nostro biennio abbiamo già segnato 2 traguardi e ci accingiamo ad iniziarne un terzo. la vita del nostro club, le nostre emozioni, le battaglie che abbiamo vissuto sono state raccolte in una manciata di minuti, perché così abbiamo richiesto, per evitare di stressarci, di passare ancora più tempo, dal nostro carissimo Marco Freni, figlio di Pippo Freni, che fa parte, socio del club Messina Ionia.
In questo percorso noi siamo stati delle sentinelle, abbiamo monitorato il territorio con occhio attento verso le fasce più deboli, cercando di eliminare tutte quelle disuguaglianze che abbiamo riscontrato. Abbiamo cercato, come ci ha indicato inizialmente il nostro pasti governatore, il governatore Angelo Collura dell'anno 2019-2020, ci ha invitati inizialmente all'inizio di questo percorso a guardare oltre il nostro orizzonte e ad accostarci alla presenza del lionismo. Ebbene, è quello che abbiamo fatto e credo che non abbiamo raggiunto la perfezione, però abbiamo cercato in questi momenti un po' particolari di fare di tutto, abbiamo vissuto una crescita, devo dire, personale, ma credo che sia stata anche una crescita collettiva. E oggi rimetto il mio spillino di socio, di paste presidente, con grande serenità, con felicità, continuando il mio umile servizio all'interno del club, affiancando il presidente sempre con un passo indietro in tutti i bisogni che si proporranno, e ringrazio il Susi Diacona, il presidente, allora in questi 2 anni vicepresidente, per aver contribuito alla crescita di questo club. Mi immergerò comunque in un nuovo incarico che mi è stato affidato di componente del progetto nazionale Kairos. Sono felice, devo dire, per il tema che verrà trattato, è un nuovo mondo da scoprire, perché tratterà di integrazione al contrario. Permettetemi di ringraziare il team del Presidente, Alessandro Cibella, il segretario, il tesoriere Antonia Russello, che in questo percorso sono stati completamente al mio fianco in tutti i bisogni che si sono presentati, e anche, come devo dirvi, grazie per avermi sostenuta come persona, perché il Presidente a volte vive dei momenti, ne sentivo parlare ma li ho vissuti, vive purtroppo dei momenti di solitudine, che non sono una solitudine voluta dal club, ma è una solitudine che il Presidente purtroppo deve attraversare e deve vivere. Loro mi hanno alleviato, devo dire, questo senso di solitudine. Un grazie alla grande cerimoniera Sonia Siracuse, che ci ha accompagnato in questi 2 anni ed è stata impeccabile. Non ho mai avuto perplessità, non ho mai avuto dubbi nel suo condurre il cerimoniale, nella preparazione, in tutto. E un grazie, devo dire, oggi assente, al censore Lea Gebbia, che ci ha sempre aperto, abbiamo trovato sempre le porte aperte alla Valle. La Valle per noi è stata come casa nostra, abbiamo iniziato e abbiamo concluso almeno queste 2 tappe alla Valle. Speriamo di continuare ancora il nostro percorso in questo grande angolo di paradiso. Lea Gebbia si è prodigata alla preparazione, non solo ad aprirci alla parte burocratica, ma anche alla preparazione dei service. Vi devo dire a tutto il team grazie per essere stata famiglia. È un termine che ho visto usare, che mi ha colpito al Presidente internazionale. Ci invita ad essere famiglia, ci invita ad essere uniti, ci invita ad andare avanti, perché solo mettendo il cuore e camminando assieme possiamo andare più spediti e possiamo produrre di più, potremmo dare anche di più. Devo ringraziare anche a tutti i componenti che hanno collaborato alla realizzazione di service di qualificata importanza, e non siete stati pochi, avete avuto grande impegno, avete arricchito questo club, è aumentato, devo dire che è cresciuto anche in qualità grazie a voi, perché ci sono delle belle risorse all'interno del club e si sono spese, hanno limitato il loro tempo e devo dire al loro lavoro, anche alle famiglie. A Francesco Pira devo dire grazie per i servizi, perché assieme ad Arturo con le riprese avete dato luce al nostro club. A tutti i componenti va un mio grazie di cuore per la vostra presenza, per l'impegno, per la stima, ma soprattutto vi devo ringraziare per l'amicizia. E permettetemi, io ringrazio anche le mogli e i mariti, perché siete stati vicini, perché anche se non si è soci del club,
certe volte si è ancora più vicini magari del socio. Anche voi avete sostenuto questo biennio di battaglia e per me e per il club non è stata cosa da poco, però devo dire che se abbiamo ottenuto questi risultati lo dobbiamo anche, e per questo ho voluto delle immagini delle aperture in questo biennio del distretto, devo dire grazie ai governatori di questi 2 anni, perché ci hanno dato una bussola in mano, ci avete dato una bussola, ci avete permesso, noi siamo stati in questi 2 anni come una nave in tempesta, però voi avete orientato le nostre vele. Al governatore dell'anno 2019-2020, te Angelo, devo dire il mio grazie per la tua costante presenza, per avere sostenuto il club anche durante tutti i webinar. Devo dire che non è stata cosa da poco per me come presidente e anche per tutto il club, per le attenzioni che hai avuto nei nostri confronti, grazie di cuore. La nostra azione in questo anno è stata strumento per realizzare altruismo, solidarietà e sussidiarietà, come tu ci hai indicato. E un grazie di cuore va anche al governatore di quest'anno appena chiuso, a Mariella Sciammetta. Anche lei ci ha dato delle indicazioni e devo dire che la sua grande sensibilità di donna mi ha permesso di andare avanti in questo anno ancora più ristretto, dove ci vedevamo solo nei webinar. Abbiamo continuato il nostro percorso come lei ci ha indicato, con spirito di servizio, nella solidarietà e soprattutto nella sobrietà. Grazie ai nostri Lions Guida, eccellenti Lions Guida, Walter Buscema, che ci raggiunge anche se siamo lontani, ci raggiunge sempre, sempre attento alle nostre esigenze. Un grazie anche e con affetto ad Alfonso Falzone, anche lui sempre presente alle nostre esigenze, alle nostre richieste. Non potevamo avere Lions Guida migliori. Al presidente di circoscrizione Nicola Scaturro un grazie di cuore, perché sono cresciuta anche come rapporto umano e come anche da un punto di vista lionistico. Per me è stato anche un punto di riferimento, perché è stato anche un elemento importante come confronto nelle titubanze e nelle scelte da fare. Grazie a Francesca per essere stata sempre al fianco, e al presidente di zona Emanuele Farrugia per la sua costante presenza, soprattutto nella nostra costruzione durante le giornate dei nostri service alla valle. E non scorderò mai la tua disponibilità, mi resterà nel cuore alla Colimpetra, quanto in un momento delicato della tua vita, dove hai ricevuto una notizia pesante per tuo figlio che aveva il Covid, tu hai continuato alla valle ad aiutarci, è una notizia che poi ha avuto in tarda serata, e questo devo dire mi ha colpito tantissimo. A Carmelo Vitello va il mio grazie, 2 anni fa presidente di zona e l'anno appena chiuso delegato dal governatore per lo screening cardiologico per la Sicilia occidentale, per averci accompagnato in questo biennio. La tua presenza e quella di Anna è stata fondamentale per questa presidenza. A Marco Freni, Marco è stato meraviglioso, un ragazzo, devo dire, ho scoperto questo ragazzo con una grande sensibilità, come d'altronde sono tutti gli artisti. In questi giorni sono stata in continuo contatto con lui, purtroppo oggi non ha potuto raggiungerci, ci ha raggiunto dai genitori che sono soci nostri, Pippo e Giussi. Devo dire che ho scoperto, complimenti, perché è un ragazzo meraviglioso, molto sensibile, ha cercato di venire incontro alle nostre esigenze, conciliando anche i suoi studi. Devo dire grazie a Chetti Tamà, va il mio grazie per aver dipinto le nostre locandine, anche se non è qua oggi, però sento di doverlo fare. È stata pazienza, e nel lavorare assieme devo dire che è nato anche un bel rapporto di amicizia. A te Susi, al nuovo presidente, va il mio grazie per essere stata a fianco in questi 2 anni, ti auguro un brillante anno sociale, con la certezza che il club avrà grandi momenti di crescita. Noi ti staremo al fianco come lo sei stata tu, cercheremo di stare tutti vicini per portare avanti un altro grande anno sociale. Buon lavoro auguro al nuovo team del presidente, a Gaetano, a Sonia,
ad Antonella e ad Alessandra Urso. Auguro buon lavoro. E a Loredana, al presidente di circoscrizione Loredana Giudice e al presidente di zona Enrico Fiorella, grazie per essere qui oggi con noi, vi auguro buon lavoro. L'obiettivo del nuovo governatore è quello di avere sempre maggiore credibilità. Nel giorno della sua apertura, quello che mi ha colpito maggiormente tra i suoi obiettivi, quello di invitarci ad essere credibili, e questa credibilità portarla in mezzo alla gente, cercare di questa qualità, la qualità dell'essere credibili deve essere percepita dalla gente, quindi ci invitava ad impegnarci ancora di più, ad essere presenti in mezzo nel territorio e in mezzo alla gente che ha bisogno. Il governatore ci ha impegnato soprattutto alla carità che per lui, ci ha detto, significa amare, e noi in questo anno sociale continueremo ad amare come abbiamo fatto, cercheremo di essere vicini tra di noi, di essere vicini a tutti. Dimenticavo un grazie va ai presidenti dello scorso anno, di 2 anni fa, perché noi abbiamo onorato il principio di amicizia che viene contemplato negli scopi lionistici. Abbiamo vissuto 2 anni in armonia cercando collaborazione, e non è stata cosa da poco, devo dire che è stato così in questo periodo anche con tutti, considerato che lavoravamo con i webinar. Devo dire che la pandemia ci ha permesso di avvicinare anche tutti i presidenti e i soci della circoscrizione, e non è stata cosa da poco. Grazie di cuore, grazie per essere qui, vi auguro una buona continuazione di giornata. Grazie. Diamo il benvenuto al presidente professore Celauro del Lions Club Agrigento Chiaramonte, al segretario Adriano Barba, al presidente Patanella del club Zolfare e al presidente Caramazza. Si procede adesso con il passaggio di consegne mediante la cerimonia dello strappo. Il presidente entrante Maria Assunta Iacona toglie la PIN al presidente uscente Mariella Antinoro, che gliela appunterà, e il presidente entrante appunta la PIN di pasti presidente al presidente uscente. Il presidente Mariella Antinoro consegna il martelletto al presidente entrante Maria Assunta Iacona. Consegna il martelletto, un giubbino come augurio per un nuovo anno sociale che sia ricco di servizio e di amore. Si può procedere al cambio di posto tra i presidenti. Prende la parola il presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, Maria Assunta Iacona. Benissimo. Buongiorno a tutti, benvenuti.
autorità Lions, graditi ospiti, gentili signori, amici Lions, vi porgo ovviamente un cordiale ed affettuoso saluto. Oggi essere qui nelle vesti di Presidente per me è un grande onore. Ovviamente è un ruolo che porta ad avere degli onori, ma sicuramente anche dei grandi oneri. Sono molto emozionata, perché comunque il senso di responsabilità in questi casi emerge, si sente. Il piacere comunque è di avere l'attenzione perché hai un ruolo importante, ma il peso di che questo ruolo lo deve affrontare sicuramente con grande dignità, perché per me il concetto chiave è quello, la dignità. Una delle cose che voglio fare è ringraziare tutti coloro che hanno riposto fiducia nella mia persona, e comunque un ringraziamento particolare va a Mariella Antinoro. Mariella Antinoro, presidente fondatore, ha sicuramente contribuito, considerando che questo sarebbe il nostro terzo anno, poiché il nostro club insomma affonda le radici da appena 3 anni fa, quando il governatore Angelo Collura, che ringrazio sentitamente, adesso parleremo più avanti anche nell'apertura, ha voluto che nascesse quest'altro club. Questo club è nato già con la voglia di fare e nascere in un momento in cui c'è una pandemia, vi posso garantire che non è una cosa semplice, perché le nostre azioni improvvisamente sono diventate miste, cioè da un muoversi fisicamente sul territorio a dover trovare soluzioni per potersi muovere in maniera diversa, ma essere pur sempre incisivi. Quindi le difficoltà non sono state poche, e di questo dobbiamo ringraziare soprattutto appunto la Presidente Mariella Antinoro, che non si è sottratta a nessuna fatica. Il nostro club ha raggiunto importantissimi traguardi e io voglio continuare questa crescita nella solidarietà, nella sussidiarietà, nella credibilità, che sicuramente sono concetti indicati dai vari governatori, ma che noi come società in cui ci ritroviamo, cioè come società ci ritroviamo perfettamente in queste indicazioni, soprattutto se sposiamo i valori lionistici, che sono poi i valori dell'etica sociale, dell'etica delle comunità che sin dall'antichità sono arrivate a noi nel rispetto dell'altro. In questo senso, ecco, l'Humanitas deve avere il preavvento su qualsiasi altra forma di interesse, visto che di recente l'evoluzione storica ci ha portato a individuare i valori nei non valori, il valore del denaro, il valore del potere, il valore dell'apparire. Allora ecco che forse la funzione, la figura, il ruggito del leone, del lion, vuole un attimino riportarci sulla giusta strada, ma più che altro su quella dignità che deve caratterizzare l'essere uomo. Una delle cose che devo dire e che mi è sempre piaciuta, ma che mi viene data anche l'occasione di sottolineare, è questo concetto semplice: per la gente, tra la gente, con la gente. Cioè in fondo, se ci pensiamo bene, alla fine noi viviamo tra di noi, cioè la società che cosa esiste? La microsocietà, la macrosocietà, è un insieme di persone che interagiscono. Se questa interazione è votata al bene e quindi ad un divenire sano che possa portare benessere tra tutti, allora si coglie anche quell'essenza del benessere di chi il bene lo fa, non soltanto di chi lo riceve. Infatti io ho scelto come motto "We serve giving us", che significa noi serviamo donandoci, che potrebbe anche avere uno sfondo quasi egoistico, perché alla fine chi si dona sta bene anche meglio di chi riceve. Quindi diciamo che incarnare questi valori, che sono prettamente lionistici, e poi alla fine sono alla base di quelli che sono gli elementi fondanti della società, dello stare bene insieme, del essere amici, ma addirittura potersi immaginare come una macro famiglia. E quindi diciamo che alla fine quello che prevale è anche il motto
del nostro presidente internazionale Douglas Alexander, che dice servizio attraverso l'amore. Quindi il percorso si conclude. E dobbiamo servire con amore e comunque dobbiamo seguire i dettami che già ci vengono dati dal distretto, ma che comunque sono universali e valgono sempre: sussidiarietà, solidarietà, credibilità. La credibilità, anche questo è un concetto già espresso da Mariella, ma sicuramente non è altro che l'esempio agli altri tramite il fare, saper fare l'essere. A questo punto consentitemi di presentare il mio staff. Quest'anno mi collaborerà Gaetano Salemi, segretario di club, Antonella Monreale, tesoriera, Sonia Siracusa, la nostra brava cerimoniera, ed un censore che purtroppo oggi non sarà presente, che è una figura facoltativa che io ho scelto perché già da tempo è stato definito come funzione, come figura, la colla del club, perché ha un ruolo anche questo fondamentale, che è quello insomma di tenere quanto più possibile unito il gruppo. Lo staff già dal 1° luglio ha iniziato a lavorare ed è pronto a servire il nostro club, come dicevo prima, con orgoglio e passione. Ovviamente sarà collaborata da un bellissimo direttivo, da tutti i soci che comunque hanno già svolto degli importanti compiti e ancora ne avranno, ne parleremo più avanti. L'unica cosa che mi sento di dire: cerchiamo di essere amici, cioè l'amicizia. Che cos'è l'amicizia? È la relazione che intercorre, una relazione affettiva che intercorre tra una o più persone. Quindi relazione affettiva implica che ci sia quel concetto d'amore, di solidarietà di cui abbiamo parlato prima. Quindi facciamo dell'amicizia la nostra forza di squadra, cerchiamo di essere Lions, facciamo sentire il nostro ruggito, come sentivo prima. Buon lavoro a tutti, grazie. Si invita le componenti dello staff, Gaetano Salemi, segretario, Antonella Monreale, tesoriere, e la sottoscritta Sonia Siracusa, cerimoniere, ad avvicinarsi al tavolo presidenziale per ricevere le PIN quali officer di club. Aspetta che Franca fa la foto. Sì. Aspetta. Sua Maria. Ok. Sì, ci penso io. Tesoriere. Ok. Scusate le spalle, ma... Eccola. Un attimo. Ok. Vabbè, uguale. Vabbè, grazie. Si invitano ora il primo, il secondo e terzo vicepresidente del club, Francesco Pira, Gioacchino Cimino ed Alessandro Cibella, ad avvicinarsi al tavolo per ricevere le PIN quali officer di club. Benissimo. Alla grande. Ottimo. Ottimo, perfetto. Francesco un po'. Vai, benissimo. Ottimo. Aspetta, scusa. Ok, perfetto.
Giacchino, cambiate lì. Ok, benissimo, perché sei veramente grande, il tuo sorriso è eccezionale. Perfetto. Ora Alessandro, sempre più lungo. Facciamo la mattina? Mentre Grazie a voi. Adesso il past presidente Mariella Antinoro dona un cadeau come ricordo dei 2 anni trascorsi e vissuti nel servizio e fa dono ai soci della coppia della charter del club. Alle autorità lionistiche al tavolo della presidenza, al past governatore del distretto 108 YB Sicilia, Angelo Pollura, e agli officer giudice Scaturro, Fiorella e Farrugia. Nicola Scaturro, se li metti qua così facciamo un partiamo. ok. Presidente di circoscrizione Loredana. Loredana giudice. Al presidente della zona 26, Cavaliere Manuela Farrugia. Ok. Sì. E al presidente della zona 26, dottor Enrico Fiorella. Bene. Invito adesso ad avvicinarsi al tavolo del presidenziale i past presidenti dei club della zona, Celauro e Patanella. State più in qua per favore. Ecco, un poco, perfetto, grazie. Benissimo. Va bene, ok. I presidenti dei club della zona 26, Taramazza, Amato, Cinà e il presidente del Leo Club, Salvatore Malluzzo. Il delegato alla comunicazione Lions e il direttore responsabile della rivista distrettuale Walter Buscema. Al dottor Carmelo Vitello, responsabile screening cardiologico anno sociale 2020-2021. Non ti preoccupare, tranquillo. Ok. Al segretario del club della zona 26 Barba.
Adesso invito tutti i soci ad avvicinarsi del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, ad avvicinarsi al tavolo. Tutti i soci, tutti i soci. No, tutti sì, arrivo. Quello che piglia. No, Grazie. Sì, sì, sì. Non lo vedo. Stiamo di nuovo. Vieni, Dietro, non ti preoccupare. La facciamo qua. Vicino a Mariella. Vediamo sempre più l'azione che abbiamo dietro. Vicino a Mariella. Grazie. Ce l'abbiamo tutti, Mariella. Va bene così. Non c'è nessuno, c'è manca Francesco. No, stai tranquilla. No, lei sta benissimo, non si muove. Perché ti tutti ci siamo andati a ora mi è incuriosita. Possiamo andare? Ok, possiamo andare. Dai, andiamo avanti. Andiamo avanti. Andiamo all'altro. Per evitare di comprare tavolo, volete lasciare la si poteva fare un passo da solo. Ascolta, per me se il balante è il past presidente Mariella Antinoro appunta la PIN al socio Antonino Vella, accolto durante il Lions Day su piattaforma online nel periodo della pandemia. Guarda, da questo lato, mi dice la luce. dall'altro lato, Da questo lato va sì. bene. Ok. Buongiorno a tutti, è un grande onore oggi, diciamo, è una delle ultime occasioni dove da Presidente di zona, della zona 26
potrò in qualche maniera esprimermi. Intanto ringrazio Mariella per l'amicizia, ecco, si è parlato tanto di amicizia, che in questi 2 anni, prima io come presidente di Agrigento Est e quest'anno come presidente di zona, sono stati 2 anni intensi che hanno fortificato la nostra amicizia, non solo con lei ma anche con gli altri presidenti, Patanella e Giovanni Gelauro, con cui è nato anche un rapporto di stima reciproca, penso con radici forti, cosa che prima magari non c'erano, o quantomeno la distanza in alcune occasioni non ci permetteva di conoscerci meglio. Sono stati 2 anni, anche io ho vissuto quindi la pandemia come presidente e poi come presidente di zona, molto difficili, che ribadisco hanno cementato questa amicizia tra i presidenti, tra organizzare tantissime iniziative. Mariella sicuramente quella che ne ha fatte più di tutte, sicuramente. Io sono convinto che meritava un premio migliore di quello che ha avuto, dell'incarico che ha avuto. Tutti abbiamo avuto bellissimi incarichi, giusto? Straordinari. Io mi occuperò di teatro, quindi alla fine farò il mio mestiere, e di organizzazione degli eventi per il distretto. Naturalmente sono componente di questa commissione, non sono il presidente, che è Alfredo Lo Faro, che è un faro nel mondo dello spettacolo. Per cui mi limito, visto l'ora e viste le persone che devono parlare, a ringraziare nuovamente Mariella e naturalmente ad augurare a Susi un proficuo anno sociale. Sono convinto che ci sorprenderai tutti. Io ho davanti agli occhi, quando hai preso la parola alla Chiesa San Pietro di Agrigento, abbiamo fatto un bellissimo service in quell'occasione, per cui buon lavoro e buona giornata a tutti. Interviene il presidente della 10ª circoscrizione Nicolò Scaturro. Buongiorno a tutti, un saluto al past governatore nostro, ai presidenti e a tutti i presidenti che sono seduti al tavolo della presidenza, ai presidenti di club che quest'anno sono stati eccezionali. Io come presidente di circoscrizione devo dire che ho vissuto un anno straordinario perché per via un po' delle chiusure, quindi non si poteva fare granché, però nello stesso tempo straordinario perché nonostante le chiusure si è fatto molto e il webinar ci ha consentito forse di conoscerci, se non approfonditamente, ma di conoscerci meglio, di capire chi siamo e chi non siamo, anche nel vederci in faccia, perché spesso con le presenze, quando si fanno i service in presenza, non sempre siamo presenti in effetti, e non a tutti i service, non potevamo esserlo. Invece quest'anno devo dire che sono stato presente e gran parte di noi è stata presente in quasi tutti i service organizzati da tutti i club della Sicilia, del distretto. Quindi questo ci ha consentito di conoscerci. Di altro cosa dire? Ho attraversato, grazie ai presidenti di club e dei presidenti di zona, uno è qui presente, un altro lo incontrerò stasera, perché stasera, dopo che finisco da Agrigento, ci sarà il passaggio della campana e l'apertura di anno sociale di Ribera, del mio club, quindi devo esserci. E quindi il presidente della zona 27, Loredana Giudice. Loro, assieme a tutti i presidenti di club, sono stati per me un grande sostegno, perché ogni volta che
la circoscrizione ha avuto bisogno di qualcosa in particolare, i presidenti hanno risposto immediatamente. E questo, per esempio, mi viene in mente uno dei service, dei tanti service fatti, che è stato quello dei cani guida. E tra l'altro uno dei cani guida è arrivato nella nostra circoscrizione. Quindi diciamo che poi cos'altro dire? Il past presidente di Agrigento Valle dei Templi e il presidente nuovo di Agrigento Valle dei Templi hanno già espresso profondamente tutto quello che c'era da esprimere. Hanno detto quello che è stato il lavoro precedente e quello che sarà il lavoro futuro. Non mi resta che chiudere augurando a Mariella Antinoro un futuro radioso, a Susi Iacona, l'amica Susi, un buon anno di presidenza, e lo sarà sicuramente, anche perché il suo staff è di primo ordine, quindi è inutile dirlo. Le persone che ti stanno accanto sono bravissime e quindi sapranno bene cosa fare, oltre che te naturalmente. E naturalmente un augurio a tutti di un arrivederci, e speriamo anche di vederci sempre in presenza e non più su webinar. Grazie. Ringraziamo tutti e diamo adesso inizio alla cerimonia di apertura dell'anno sociale 2021-2022, nel corso del quale il Presidente Maria Assunta Iacona illustrerà il programma del Lions Club Agrigento Valle dei Templi per il nuovo anno sociale. Prima dell'intervento del Presidente diamo corso alla cerimonia di investitura del nuovo socio, con la quale Calogero Acquisto entrerà a far parte del Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Invito il nuovo socio e il suo sponsor Lion Gioacchino Cimino ad avvicinarsi al tavolo della Presidenza, accompagnati dal nostro applauso. Invito a raggiungermi il Presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi Maria Assunta Iacona ed il past governatore Angelo Collura. A nome del governatore distrettuale Lion Francesco Cirillo, del Presidente Lion Maria Assunta Iacona e di tutti i soci del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, desidero esprimerti la felicità di noi tutti per la tua decisione di entrare a far parte del Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Siamo certi che saprai onorare in maniera esemplare il nostro motto We Serve, servire. La parola allo sponsor Gioacchino Cimino. Buongiorno a tutti, autorità Lions, Presidente, amici Lions, ho il piacere di presentare Calogero Acquisto. Gero, così è chiamato dagli amici. È nato il 27/4 del 79 ed è laureato in lettere e filosofia ed attualmente svolge attività sindacale quale segretario generale UILA-UIL della provincia di Agrigento, nonché segretario generale della Camera Sindacale Territoriale Confederale UIL di Agrigento. Negli anni passati ha ricoperto la carica di presidente provinciale del comitato INVIS di Agrigento, responsabile amministrativo del CIAPI di Priolo nell'ambito del progetto Garanzia Giovani ed responsabile delle risorse umane dell'ENVAP, Comitato Regionale Sicilia. È stato anche assessore e vice sindaco del comune di Casteltermine. Gero ha ottime capacità comunicative e relazione e sono convinto che grazie a queste, alla sua grande sensibilità ed alla passione che mette in ogni sua azione, oltre al costante impegno a tutela di chi ha bisogno e del desiderio di fare del volontariato, potrà dare un grande contributo alla nostra attività lionistica ed all'aiuto disinteressato a chi ne ha bisogno e necessità. Gero è un amico che vi presento e che sono orgoglioso di portare nella nostra grande famiglia Lions e nel nostro amato club. Mi faccio garante dell'assoluta sua integrità morale, sociale. Vigilerò personalmente sull'opera del socio da me rappresentato. Benvenuto nella nostra grande famiglia.
sei stato invitato ad entrare a far parte della nostra associazione perché è giudicato meritevole di tale onore. È mio dovere precisarti che appartenere al Lions Club International non è il mezzo per conseguire personali interessi, ma significa offrirsi in una superiore visione di fratellanza, solidarietà, libertà e giustizia. Nell'entrare a far parte della grande famiglia dei Lions, ti chiedo quindi di esprimere il tuo personale impegno. Entrando a far parte del Lions Club International, alla presenza di tutti i soci del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, mi impegno solennemente a rispettare lo statuto, il regolamento del club e quello dell'Associazione Internazionale del Lions Club. Mi impegno a dare il mio contributo personale per il conseguimento degli scopi che il club si prefigge. Mi impegno a partecipare a tutte le riunioni. Dichiaro inoltre di volermi impegnare nei programmi di conservazione, estensione e consolidamento dei soci del club e di attenermi al codice dell'etica lionistica e agli scopi del lionismo. Per rinnovare l'impegno all'osservanza del codice dell'etica lionistica e per darvi lettura dello stesso vi invito ad alzarvi in piedi. Dimostrare con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà della vocazione al servizio. Perseguire il successo, domandare le giuste retribuzioni e conseguire i giusti profitti, senza pregiudicare la dignità e l'onore con atti sleali ed azioni meno che corrette. Ricordare che nello svolgere la propria attività non si deve danneggiare quella degli altri, essere leali con tutti, sinceri con se stessi. Affrontare con spirito di altruismo ogni dubbio o pretesa nei confronti di altri, e se necessario risolverlo anche contro il proprio interesse. Considerare l'amicizia come fine e non come mezzo, nella convinzione che la vera amicizia non esiste per i vantaggi che può offrire, ma per accettare nei benefici lo spirito che li anima. Aver sempre presenti i doveri di cittadino verso la patria, lo Stato, la comunità nella quale ciascuno vive. Prestare loro con lealtà, sentimenti, opere, lavoro, tempo e denaro. Essere solidali con il prossimo mediante l'aiuto ai deboli, i soccorsi ai bisognosi, la simpatia ai sofferenti. Essere cauto nella critica, generoso nella lode, sempre mirando a costruire e non a distruggere. Potete accomodarvi. Gero, prendo atto del tuo impegno e con i poteri conferitimi dal Lions Club International, a nome del governatore distrettuale, di tutti i soci e il mio personale, ti dichiaro ufficialmente socio del Lions Club Agrigento Valle dei Templi. Benvenuto tra noi. Invito il past governatore Angelo Collura ad appuntare la PIN al nuovo socio e dallo sponsor. È il caso di dire che abbiamo fatto un grande acquisto. Invito il presidente del club Maria Assunta Iacona a consegnare a Gero Acquisto il certificato ufficiale di affiliazione e il guidoncino del club. Facciamo una foto? Congratulazioni al nuovo socio Gero Acquisto. Potete accomodarvi accompagnati al nostro applauso di benvenuto. La parola al Presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, professoressa Maria Assunta Iacona, per l'apertura dell'anno sociale 2021-2022. Riprendiamo un attimino quello che avevamo detto prima, però prima devo fare un'introduzione formale. Quindi autorità Lions, segreti ospiti, amici Lions, rinnovo il mio saluto, ma in particolare dobbiamo ringraziare il past governatore Angelo Collura per onorarci della sua presenza, la presidente di circoscrizione Loredana Giudice, il presidente di zona dottor Enrico Fiorella, con i quali appunto ci apprestiamo a condividere questo nuovo viaggio nel cui serve. Ma non posso ovviamente non offrire un saluto caloroso
anche le autorità multidistrettuali e distrettuali presenti in sala, il professore Francesco Pira, caro socio, dottor Walter Buscema, che ringraziamo per la loro autorevole presenza, ma anche diciamo, per il fatto di essere insomma, stati sempre con noi, anche perché insomma, sappiamo che Francesco Pira è uno, diciamo, oltre che dei soci che ha caratterizzato il nostro club, è anche una delle persone insomma, che spicca non solo all'interno del Lions, ma anche insomma, in altri ambiti. Noi sappiamo che è docente universitario, insomma una persona che stimiamo parecchio, mentre Walter Buscema insomma, è una persona che ci è stata sempre vicino, così come diceva anche la cara Mariella. Ovviamente ringrazio anche i presidenti di club Giuseppe Caramazza del Lions Club Agrigento Est, Giusica Tiusciamato del Chiaramonte, Lions Club Chiaramonte, Antonino Ginà di Zoffare Aragona e segretario Adriano Barba e Antonino Ibracetto, che purtroppo oggi non è potuto essere presente. E ringrazio anche il presidente del Leo Club Agrigento Est, Salvatore Malluzzo, che ha voluto condividere con noi insomma, questa esperienza. E infine saluto il nuovo socio Gero Acquisto, a cui rinnovo i sentimenti di stima, benvenuto. E ovviamente ringrazio tutti i soci che oggi sono qua e che mi collaboreranno fino diciamo, a quando il mandato non scadrà e di cui insomma rinnovo quello che appena detto. Che cosa abbiamo detto? Che sento di essere all'interno di una famiglia. All'interno di una famiglia può capitare che si creino delle piccole discussioni e quant'altro, ma la grandezza di un uomo si vede anche dalla capacità di saper superare gli ostacoli pervenendo a buoni risultati. Che cosa? Io oggi avevo fatto un discorso molto lungo, ma non ne terrò neanche conto, perché vorrò presentarvi in maniera snella il programma che intendo seguire. Ed in particolare per poterlo introdurre voglio fare un discorso breve su un concetto che mi accompagna da qualche tempo relativo al neo-umanesimo. Il neo-umanesimo che cos'è? Una volta era un movimento di pensiero filosofico, culturale, artistico che si è manifestato nel 1400, all'indomani diciamo della chiusura medievale che aveva caratterizzato il periodo di oscurantismo e finalmente ci si rende conto paradossalmente che bisogna tornare indietro per proiettarsi avanti. Ecco perché questo concetto mi piace tantissimo, perché lo posso assolutamente trasportare ai nostri giorni. Ritornare all'umane littere non significa prendere il libro di latino, di greco e metterselo lì a studiare, a leggere, ma significa rilevare da quegli studiosi, da quei filosofi, da quegli autori, i valori dell'humanitas, il valore della lealtà, il valore della fratellanza, il valore della fiducia, il valore del considerare l'altro in maniera empatica. Ma che cos'è l'empatia? È la capacità, che purtroppo non tutti hanno, di entrare, che chiunque dovrebbe avere, di entrare nei panni dell'altro. Allora l'empatia diventa il mezzo con cui soprattutto un lion deve entrare in contatto con la società che lo circonda, perché purtroppo oggi non c'è solo un problema di povertà materiale, è grave la povertà intellettuale, è grave l'anaffettività, è grave la socialità. La socialità è malata. I nostri service, almeno per quanto mi riguarda, non si occuperanno solo della distribuzione o di fare servizio presso coloro che meno fortunati hanno di meno, ma punterà anche ad una sensibilizzazione delle fasce più giovani affinché questi ultimi, che cercano un faro, cercano una guida, perché purtroppo non ce l'hanno, in una realtà virtuale parallela non trovano soddisfacimento a quelli che sono i reali bisogni umani. Allora è necessario sensibilizzare, dicevo, soprattutto i giovani, ma anche i meno giovani, perché non possiamo, come ci dice sempre il buon Pira, non possiamo noi immaginare che la realtà virtuale, che le fake news diventano una realtà altra che realtà non è.
Quindi il lavoro che noi dobbiamo fare è sensibilizzare affinché si possa concretizzare quella credibilità di cui stiamo tanto parlando, perché l'essere credibile significa fare, saper fare, ma anche influenzare l'altro, incuriosire, perché chiunque può essere Lion, far parte del Lions. Quindi a questo punto mi sembra doveroso, avendo un po' spiegato qual è, diciamo, la mia idea di percorso, vorrei un attimino dire qual è il programma. Allora, ve lo leggo perché era troppo lungo, io non imparo nulla a memoria, quindi. Allora, gli obiettivi ovviamente sono quelli già indicati sia a livello internazionale sia dal nostro governatore Cirillo, perché noi comunque dobbiamo mirare al miglioramento della qualità di vita. Quindi tutte le nostre risorse, i nostri strumenti, gli agganci con gli enti del territorio, con gli enti locali, cioè ci mettiamo in gioco un po' con tutti. Le iniziative sicuramente faranno riferimento ai soci che comunque fanno parte dei comitati. Noi al nostro interno alcuni soci sono stati nominati, per esempio Mariella Antinoro seguirà il progetto Kairos, scusate, datemi una mano, Alessandro Gibella, LSI, cosa sei tu? Componente, no, ricordamelo perché il foglio l'ho buttato, l'ho perso, quindi, ecco, quindi un'altra funzione importantissima. Stefania Laporta e Pippo Freni che si occuperanno del service sulla fame e sui bisogni di questa natura. Quindi anche la nostra Antonia Rossello che invece seguirà la quinta circoscrizione. Allora, sicuramente le fonti, scusatemi perché a questo punto sapete il mio cervello va in pappa, ma non ho paura di dirlo. Quello che voglio dire è questo, che le forze sono tante e che se messe insieme, diceva mia nonna, e 100 mani Dio le benedisse. Ecco, in questo senso ci sentiamo benedetti. Allora, cercheremo di intraprendere percorsi comuni di servizio. Siamo aperti ad ogni iniziativa, tra i temi che seguiremo il tema internazionale servizio del cuore, l'affido una scelta d'amore, il progetto Kairos, che è straordinario. Io su questo voglio spendere 2 parole, dopodiché magari per il resto sarà velocissima. Integrazione al contrario, cioè è una roba spaziale. Che significa? Significa che il neoumanesimo di cui parliamo prima incomincia a muoversi. Si è capito che spesso il pregiudizio, l'ignoranza portano i soggetti che sono più fragili, più deboli, ma solo perché appartengono ad una certa fascia d'età, perché magari gli adolescenti, no? Cosa fanno? Magari vittime di bullismo, un adulto che magari è un uomo semplice e non riesce a barcamenarsi anche nelle cose più elementari. Allora viene additato, giudicato e di per sé si arriva alla conclusione che non è abile, che non è degno, non ha più dignità. Allora al contrario, cioè noi non dobbiamo essere vittima del pregiudizio nell'espressione di un giudizio critico sugli altri, ma dobbiamo incominciare a vedere la realtà per quella che è. E quindi è giusto che questo progetto lo trovo straordinario perché vuole rimettere in ordine questo disordine sociale di cui si parlava prima. Un progetto per la mia città, una mano a chi ne ha bisogno, abbiamo già citato Freni Laporta, sicuramente andremo a lavorare su tutti quei progetti che già sono preesistenti riferiti agli anziani, ai disabili, ai poveri, soprattutto, come dicevo, la sensibilizzazione dei giovani dentro le scuole ma anche fuori, con delle problematiche mirate e urgenti così come avevamo detto. Sicuramente c'è moltissimo da fare, sicuramente non ci tireremo indietro, ringrazio fin d'ora tutti coloro che vorranno collaborare, sicuramente tutti, e chiedo ai vicepresidenti Francesco, Gioacchino ed Alessandro di starmi vicino perché questo percorso sarà molto impegnativo. Ho bisogno di tutti, ho bisogno del direttivo, ho bisogno dei soci,
ho bisogno di comunque in una rete di relazioni, di interclub, di un confronto continuo per poter fare sempre meglio. Con questo io concludo, perché pure è ora di mangiare. Buon lavoro a tutti noi! Ringraziamo il nostro Presidente Maria Assunta Iacona per il suo intervento e le auguriamo buon lavoro. Adesso il Presidente del Club Agrigento Valle dei Templi, Maria Assunta Iacona, dona il nuovo guidoncino per l'anno sociale 2021-2022. Alle autorità laionistiche al tavolo della Presidenza, al Past Governatore del Distretto 108 YB Sicilia, e agli Oxer Giudice Scaturro, Fiorella e Farrugia. Perfetto, benissimo, alla grande, vai, ottimo, benissimo. Per me va Invito adesso ad avvicinarsi al tavolo presidenziale i past presidenti del club della zona, c'è Laura e Patanella. I presidenti dei club della zona 26, Caramazza, Amato, Cinà e il presidente del Leo Club Salvatore Malluzzo. Allora, il vicepresidente nazionale Sosan Lions e primo vicepresidente del Lions Club Valle dei Templi, il professor Francesco Pira. Ora. Va benissimo. Il delegato alla comunicazione Lions e direttore responsabile della rivista distrettuale Walter Buscema. Il dottor Carmelo Vitello, responsabile screening cardiologico dell'anno sociale 2021. Al segretario del club della zona 26 Barba. Ci siamo? Invito ad avvicinarsi al tavolo presidenziale tutti i soci del club Valle dei Templi per ricevere dalla Presidente il nuovo guidoncino del club ed una copia dell'organigramma distrettuale. Gero Acquisto, Mariella Antinoro, Giusi Arnao, Arturo Cantella, Giusi Giaravella, Gioacchino Gimino, Paola D'Arrigo, Pippo Freni, Stefania Laporta, Gaetano Liotta, Antonella Monreale, Francesca Paratore, Francesco Pira, Antonia Russello, Gaetano Salemi, Sonia Siracusa, Bella Antonino. Grazie.
Chi manca? Sono passivo io. Vabbè, guarda, tu sei davanti a lui che altro, meno male. Riprendiamo posto per procedere con la cerimonia. La parola al Presidente della Zona 26, Dottor Enrico Fiorella. Autorità lionistica al tavolo presidenziale, officer distrettuali presenti in sala, presidente di club, presidente del Leo Club Agrigento Osto. Buona giornata a tutti, anche se già si è fatto un po' tardi, e un saluto affettuoso a voi presenti. Ringrazio il presidente Mariella, presidente uscente, presidente entrante Susi e voi soci e socia per il gentile invito. Il primo doveroso e sincero pensiero è rivolto con riconoscenza al governatore del distretto 108 B Sicilia, Franco Cirillo, che ha voluto onorarmi prestandomi la sua fiducia, investendomi la responsabilità di presidente della zona 26, zona della quale fanno parte i 4 club: Agrigento Ost, Agrigento Chiaramonte, Aragona, Comitini, Racalmuto, Grotte, Zoffare, Colunga e Agrigento Valle dei Templi. Ho usato e uso volutamente il termine prestare perché la fiducia bisogna meritarsela, conquistandola sul campo, ed è solo alla fine del mio mandato che saprò se ne sarò stato degno. Il ruolo del presidente di zona è quello di fare da ponte tra il distretto ed i club della zona, comprendere i bisogni dei club, aiutarli a raggiungere l'eccellenza nello sviluppo della leadership, nella crescita associativa, nel servizio alle comunità e nelle iniziative di raccolta fondi per la LSIF. Tutto questo sarà pianificato, Presidente, attraverso un programma che a breve, insieme ai presidenti dei club della zona, andremo a stilare. Programma che sarà supportato dal contributo dei delegati distrettuali del GLT, GST, GMT e chiaramente LSIF, EFI, e dai formatori distrettuali. Faremo molta formazione quest'anno. Ne avete parlato. Sussidiarietà, solidarietà e credibilità, i 3 punti espressi dal nostro governatore Franco Cirillo. Per esplicitare al meglio questi 3 concetti e per raggiungere risultati ottimali, i club devono conoscere la società dove operano, intuirne i bisogni e agire. Questo attraverso, ne ha parlato Susi poco fa, la collaborazione con altri enti, associazioni, agenzie educative che operano nel territorio. Tra i principi dell'etica lionistica, un posto privilegiato è certamente occupato dalla solidarietà. La stessa etimologia della parola, solidarietà, ha in sé il concetto di aiuto concreto nei confronti di chi versa in stato di bisogno. È necessario dare un aiuto, un soccorso
a favore dei socialmente deboli, degli emarginati e di chi versa in disagiate condizioni economiche ed umane. Però questo bisogna farlo con spirito umanitario ed amichevole. Dobbiamo far sentire la nostra presenza. Prima che presenza però materiale, la nostra deve essere una presenza umana, facendo nostri i problemi degli altri. Ritengo che lo spirito della solidarietà laionistica debba essere quello di lavorare insieme con scopi comuni e condivisi, rifuggendo da inutili personalismi, ricordando sempre che il motto dei Lions è We Serve, cioè non io ma noi. Per fare questo, altro concetto, bisogna essere credibili. La credibilità del Lions è imperniata sugli scopi indicati dallo statuto e sui risultati raggiunti. Il leonismo da sempre persegue il bene della collettività secondo i propri principi etici, immutabili fin dalla sua prima formulazione. Etica ed impegno lionistico sono due concetti inscindibili, sono alla base della nostra attività. Sono i principi che, immutati, ci guidano da più di 100 anni. Mi sono sempre domandato perché la prima proposizione del codice dell'etica leonistica cita dimostrare con l'eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro la serietà della vocazione al servizio. E non un'altra, magari quella che riguarda l'amicizia, che tanto ci sta a cuore. Ma se è vero che l'obiettivo finale della nostra associazione, che da più di 100 anni è il servizio disinteressato, su questo deve impostarsi la condotta dei Lions. Quindi la prima proposizione sta al posto giusto, perché pretende la vocazione al servizio da ogni socio. Se non c'è questa vocazione, infatti, non si può essere un vero Lions. L'etica lionistica ci indica quali sono i giusti comportamenti che fanno nascere o rinascere in ogni socio la responsabilità del servire. L'etica non è al servizio dei nostri egoismi o delle nostre personali velleità. Non può essere invocata o applicata solo quando ci fa comodo. Non dobbiamo predicarla, ma attuarla attraverso il lavoro che ci siamo impegnati a perseguire al momento dell'ingresso nei nostri club. Quindi dobbiamo agire con gratuità e generosità. Chi non dimostra propensione al servizio, chi non ha vocazione a servire, non può essere Lions. A volte sentiamo parlare di crisi del leonismo. Io questa crisi non la vedo come una crisi di identità dell'associazione, ma come la crisi di quelle persone che, divenute Lions, non ne hanno poi capito i risvolti morali, etici, ignorando regole scritte e non scritte. Non possiamo essere veri Lions se non diventiamo come una candela accesa, capace di accendere 1000 candele spente. Non possiamo essere veri Lions se non facciamo almeno una cosa per gli altri. E questo è possibile solo se dimostriamo ogni giorno la vocazione al servizio. Il socio deve diventare Lions. Per questo dobbiamo formare una squadra tale da costituire un unicum granitico che opera con impegno, con dedizione, serietà e soprattutto con entusiasmo. Entusiasmo che consente di dare il meglio di noi stessi. Concludo, Presidente Iacona, sostenendo che i soci, se ben guidati, saranno sicuramente all'altezza del compito, assicurando all'associazione una proficua continuità nel nome del suo fondatore Melvin Jones. E voi, soci e socie del Club Agrigento Valle dei Templi, avete affidato il vostro club nelle mani di un presidente capace di guidarlo verso risultati di eccellenza. Vi auguro buon lavoro. We Serve.
La parola alla dottoressa Loredana Giudice, Presidente della 10ª circoscrizione. Autorità del tavolo della Presidenza, officer presenti in sala, amiche e amici Lions, buongiorno. Grazie per l'invito. Oggi è il primissimo incontro dopo l'apertura dell'anno sociale che è avvenuto lo scorso weekend a Catania. Durante questo evento tutti i soci sono invitati a partecipare perché sappiamo che si formalizzano gli officer, cioè quanto il distretto ha inoltrato tramite email il 1° luglio, si seguono dei percorsi formativi inerenti al ruolo assegnato e si palesano le linee guida distrettuali, l'itinerario cioè a cui ogni club dovrà attenersi durante questo anno sociale. Il motto di quest'anno, è stato detto e ridetto, è sussidiarietà e solidarietà. Sono questi due i punti cardine a cui attenersi e da cui deve scaturire il nostro operato. E all'insegna della continuità io non dimenticherei la gentilezza e la sobrietà voluti dall'immediato past governatore. Quindi non orpelli vani, puntiamo soltanto all'essenziale, mantenendo e rispettando la nostra umiltà. Oggettivamente questi sono dei presupposti che caratterizzano il nostro essere Lions. Tutti, quando siamo entrati a far parte di questo mondo, abbiamo sposato questi dettami etici e abbiamo fatto solenne giuramento. E solo mediante l'adesione razionale a questi dettami riusciremo ad essere credibili nella società. Attenzione però, che se è vero che acquisire credibilità è necessario rispettare 2 o 3 concetti base, 2 o 3 concetti etici, perdere la credibilità è molto più facile. Basta semplicemente professare una cosa e dirne un'altra, oppure lasciarsi travolgere dall'ira, oppure ancora usare le persone per i propri fini, per i propri scopi. E una volta persa la credibilità, acquistarla è un'impresa difficile, anzi impossibile. Le indicazioni programmatiche di questo anno sociale hanno un solo obiettivo: migliorare la qualità della vita. Bisognerà attenersi semplicemente al tema di studio distrettuale e al service distrettuale. Tema di studio è un progetto per la mia città attraverso il quale ciascun club avrà cura di preparare un progetto facilmente realizzabile, anche in materiale, purché orientato al benessere dei cittadini e che lasci un segno della presenza dei Lions nel territorio. Il service, in continuità con l'anno appena trascorso, è una mano per chi ne ha bisogno. Sono questi 2 i leitmotiv distrettuali su cui bisognerà focalizzare l'attenzione. Ovviamente è stata predisposta una cabina di regia diretta ad informare e a guidare compiutamente il club sui percorsi da seguire. Pertanto, attenendoci alle linee programmatiche del nostro governatore, senza trascurare le indicazioni nazionali ed internazionali, auguro alla neopresidente Susi Iacona e a tutti quanti voi soci un sereno anno sociale. Prende la parola per concludere la cerimonia il past governatore del distretto 108 YV, dottor Angelo Collura, ringraziandolo anticipatamente per averci onorato della sua presenza e per l'affettuosità che dimostra da sempre al nostro club. Intanto buona giornata a tutti.
fare l'intervento dopo tutti questi eminenti interventi vi posso garantire che non è cosa facile, anche perché oggi abbiamo disquisito su tutto, dall'umanesimo siamo arrivati alle nozioni di sociologia, alle nozioni anche di psicologia e così via, per cui il rischio è che qualunque cosa io dica rischierei in un certo senso di essere ridondante, però intanto mi sforzerò per quello che posso, intanto a ringraziare per l'evento odierno i due presidenti straordinari, il presidente uscente Mariella, che io ritengo sotto l'aspetto della meritocrazia. Vi ricordate Pericle? Noi qui in Grecia siamo per i molti e non per pochi. Amiamo che tutti partecipino concretamente e le cose che vengono assegnate non sono un privilegio. A un certo punto viene riconosciuto a taluni qualcosa, ma proprio per i meriti che questi ha fatto. Io ritengo che Mariella si può definire per antonomasia il presidente dei presidenti. Un applauso, va riconosciuto. Un lavoro straordinario. Si è parlato molto di umiltà, si è parlato molto di gentilezza, si è parlato molto di pacatezza, si è parlato molto di sobrietà. Ritengo che queste doti le ha incarnate perfettamente Mariella. Brava. Io ritengo che noi Lions non dobbiamo essere maestri per gli altri, ma dobbiamo solo essere maestri per noi stessi. Perché il rischio è che ci viene facile parlare agli altri, ma il rischio è che non ci viene facile parlare a noi stessi. Allora la cosa normale da fare cos'è? Emulando, seguendo quello che è il comportamento di taluni, in questo caso del nostro Presidente, possiamo ben capire cos'è il concetto di club. Io ritengo, non lo faccio naturalmente per piaggeria perché sono a casa mia, ma ritengo di aver fatto un'opera straordinaria. La volontà, insieme a Gaetano, che qui colgo l'occasione di salutare, di volere ad ogni costo un club che attraverso la grande generosità, la grande passione, sottolineo 2 volte, passione, perché ricordiamoci una cosa, nella vita non si deve fare qualcosa perché è un privilegio, ma è la passione. Essere Lions, dicevo poc'anzi a Gero, che colgo l'occasione di dare davvero un grande benvenuto. Facevo la battuta per dire un acquisto, per noi ogni socio è un grande acquisto, perché essere Lions è davvero un grande privilegio, questo sì, un grande privilegio che non appartiene a tutti, ma ricordatevi, nel momento in cui decidete di diventare Lions, è un privilegio che non viene negato, è un privilegio, è un'occasione che viene data a tutti. Ecco perché è un privilegio, perché di fatto non tutti la chiedono, ma nel momento in cui si chiede, lì viene fuori l'amore per il prossimo, e non tutti a parole ce l'hanno, ma nei fatti non è così. Perché paradossalmente non siamo 8 miliardi di Lions, ma siamo solo 1.380.000. E allora qualcuno potrebbe dire, ma gli altri dove sono? Ognuno sceglie la strada che vuole. Guardiamo al nostro interno. Voi siete un club straordinario, fatto di tanti professionisti che, ricordatevi, io ho visto che avete avuto veramente tanti riconoscimenti, dimostrazione del fatto, e lo sottolineo, che l'azione principale non è del governatore di turno. Che senso ha fare il governatore se c'è un club che è inesistente, o viceversa fare il presidente di circoscrizione se c'è un club dove sei che non è inesistente, o il presidente di zona. Quello che conta è la vita dentro il club. Voi avete fatto un'attività lionistica, devo dire pregnante, concreta, consistente, ma soprattutto di impatto, qualcosa di straordinario. Ma in questa attività lionistica non ci avete guadagnato solo voi, ci ha guadagnato tutto il territorio. Quindi nel caso nostro ci hanno guadagnato quelli che sono amici dell'Agrigento Osti, quelli dell'Agrigento Chiaramonte, quello del Zolfare, tutti insieme sicuramente attraverso un'attività meritoria fatta sul territorio determina un impatto. Poi io dico sempre, è come quando si va al centro commerciale per comprare un paio di scarpe, tu passi da lì, entri in un negozio più che un altro, tutto dipende dai rapporti che magari si creano in quel momento con quello che ti sta vendendo qualcosa. Ma quella cosa grande che voi avete fatto è servire con umiltà.
una cosa straordinaria. Ogni volta noi parliamo dell'etica come se volessimo essere tutti professori di filosofia e dare nozione dell'etica. L'etica è qualcosa di straordinaria, ma l'etica va perseguita esattamente con l'esempio. L'etica è stare insieme, l'etica è volersi bene, l'etica è lealtà, e la lealtà non è darsi la mano quando ci si incontra e poi girarsi le spalle e dire ma quello chi è o quella chi è. L'etica è qualcosa di semplice, che per perseguirla non è che c'è bisogno di essere professori o psicologi, basta essere semplici. E un vero Lions non è che si dimostra solo ed esclusivamente perché è pieno di titoli onorifici, si dimostra soprattutto da come si comporta. E allora la cosa più bella è stare insieme. La cosa principale che io auspico a questa zona, che vuoi o non vuoi mi appartiene più delle altre. Io sono presente sempre un po' ovunque. Ieri ho fatto 250 km per raggiungere Carini. Carini è un club che ha 8 soci, 8. Io ritengo che il ruolo non solo del governatore ma della dirigenza, quindi dei pasti governatori, è quello di sostenere in ogni realtà fino all'ultimo respiro tutti i club. Io non sono per ridurre i club, io sono per accendere le luci in ogni realtà, perché ricordatevi, è un grande avamposto il lionismo, il club in ogni territorio. Nel momento in cui si spegne una luce, che è quella della legalità, che è quella della giustizia, che è quella dell'amore verso il prossimo, si spegne una speranza. Ogni Lions è una speranza per il prossimo. E allora la cosa da fare cos'è? Lavorare tutti insieme, a prescindere dal club di appartenenza, per cercare di migliorare la nostra società. Quando uno agisce da Lions non agisce solo perché vuole apportare benefici che poi diventano irrilevanti per un club, ma lo fa per territorio. Immaginate, sognate per un attimo che significa stare insieme e lavorare insieme per un territorio. Allora la verità qual è? La tolleranza. Mi ha colpito un passaggio del governatore Cirillo quando ha parlato della carità, un passo di Paolo, dell'Evangelista, quando a un certo punto parla della carità. Come? No, parlavo... Sì, è giusto vedere. La carità che sostanzialmente quindi è la cosa fondamentale perché è benigna. La carità non è ergersi, io sono. La carità è umiltà, la carità è perdono. Io sento parlare a tutti di tolleranza, sono tutti diventati tolleranti. Nel momento in cui uno dice io sono la tolleranza, in quel momento afferma l'io. Io sono la tolleranza. Ho sentito parlare dell'io che non ci deve essere, ma occorre il noi. E allora, quando si fanno le cose, bisogna farle in silenzio. Essere Lions significa operare concretamente, con azioni concrete, insieme. Allora, che cosa voglio dire in sintesi? Un club è importante per quello che riesce a fare, non per i meriti che acquisisce, meritocraticamente o meno. Non è importante diventare qualcuno qualcosa agli occhi degli altri, ma quello che conta è essere. Allora questo club, che riconosco tantissimo, e in cui oggi si manifesta una cosa eccezionale, oltre che il passaggio di campana, la charter. Sono passati già 3 anni, da quando Gaetano, della battuta dell'anno sociale, da quando proprio in questa sala, insieme a Walter, che è stato il Lions sponsor, è stato un momento straordinario dove tutti insieme, ecco, eravamo anche fiduciosi. E allora questa speranza è stata realtà, perché all'interno di questo club è stato un punto di riferimento non indifferente nel mio anno sociale. È stato un anno sociale straordinario, ma in continuità anche l'anno che ci ha preceduto. Se noi ci pensiamo per un anno,
Noi veniamo da un momento davvero straordinario, la pandemia, che nessuno di noi aveva mai capito cosa fosse. Nessuno di noi ci aveva avvertito l'8 di marzo cosa ci aspettava. Eravamo come avvolti da qualcosa di misterioso. Nessuno di noi poteva percepire cosa sarebbe stato il futuro. E allora lì è venuto fuori l'aspetto della solidarietà ancora più intensamente, perché quell'anno sostanzialmente noi, se vi ricordate, nel giro di 3 mesi riuscimmo a donare qualcosa come 300.000 euro nel giro di 3 mesi. Abbiamo concretamente donato 300.000 euro. C'è stata una corsa, l'apertura, ecco, il tesoro del cuore si è aperto al prossimo, qualcosa di straordinario. E sull'onda motivazionale di quello che era accaduto, l'anno che ci ha preceduto, l'anno di Mariella, è stato un anno con una vocazione specifica, perché altro non si poteva fare, ma è stato il lionismo a livello mondiale che si è mosso su queste direzioni. Siamo diventati maestri del webinar, siamo diventati maestri delle conferenze online. Vi ricordate all'inizio, quando c'erano i collegamenti? Siccome ancora non eravamo esperti, nel momento in cui c'era il collegamento, uno era convinto che tanto, siccome si girava verso la persona che aveva accanto, poteva dire quello che voleva, perché non pensava che comunque l'etere era così veloce da poter far sentire agli altri: ma chi sta dicendo? Ma quei chi sono? Ma tale fanno ridere, eccetera, eccetera. Così avveniva. Ora siamo diventati professionisti, sappiamo benissimo che si può mettere in modalità offline, si può mettere in modalità silenzio e così via, silenziosa, insomma, in sostanza. Ora siamo professionisti che riabituarci a un incontro vis-à-vis, credetemi, talvolta è difficile e pesante, perché veniamo da una situazione in cui veramente abbiamo mostrato di essere Lions, attraverso un'attività concreta, operativa, fatta di segni concreti. Adesso ci avviamo verso un anno sociale nuovo, in cui il nostro governatore, ecco, ha aggiunto qualcosa, come dice la grande Susi, qualcuno potrebbe dire, certo, grande perché guarda, no, mi riferisco alla tua grandezza d'animo, perché sei una donna che ha dimostrato di agire davvero con questa tua grande umanità, che vuole cercare di profondere in questo club in favore degli altri, e sei una grande. Io sono convinto che proprio questo club, e poi ho visto chi sarà il prossimo ancora, il prossimo altro ancora, cioè questo è un club straordinario, questo è un club che sicuramente segnerà la storia del lionismo nella nostra circoscrizione. Io ringrazio anche il lavoro fatto sia da Manuele che anche dall'amico Nicola. Entrambi siete stati straordinari, vi posso dire anche fortunati e sfortunati, un poco sfortunati considerato il fatto, conoscendo la operatività di Emanuele. Immaginate Emanuele chiuso a casa, dover fare webinar, è una cosa che è inconciliabile, è l'esatto contrario. Però di fatto, ecco, noi abbiamo avuto un'attività lionistica molto fiorente. Cosa fare? Io sono convinto che ci sono tutte le ottime, più rosee condizioni affinché questo lionismo continui a germogliare, guardando soprattutto e guardandoci soprattutto tutti in faccia, cercando veramente di essere concreti nelle parole e nei fatti. E quando si parla di tolleranza, alla tolleranza bisogna, ecco, guardare a questa carità, e la carità è perdono. Se non ci sono queste cose, il rischio è che ci parliamo addosso e la prossima volta ne sentiremo tante altre. E allora, dinanzi a tutto questo, cosa dire? Ecco, questo è il Lions della 10ª circoscrizione, di una porzione della 10ª circoscrizione. I nuovi responsabili, sia di zona Enrico, sia Loredana, presidente di circoscrizione, sapranno certamente interpretare il loro ruolo, che sarà un ruolo di supervisione rispetto all'attività dei club, perché ricordatevi, i club devono mantenere la loro autonomia sempre. L'importante è che il club non vada oltre rispetto a quelli che sono i dettati, che sono proprio da quelle che sono le fondamenta, codice dell'etica, scopi del Lions. Dopodiché tutto in sintonia con quelle che sono le indicazioni del governatore, ma il club va lasciato. La grande abilità di un presidente di zona di circoscrizione, tu mi insegni, è quella di lasciare
che il club faccia la sua strada. Tu devi essere esattamente pesante come una piuma, fatti vedere che ci sei, ma al tempo stesso lasciar fare. Questa è la cosa, il consiglio che do io, poi ognuno è libero chiaramente di muoversi come vuole, però ricordatevi sempre che la nostra è una missione, ma soprattutto un servizio. E allora grazie soprattutto per l'attenzione che mi mostrate sempre e soprattutto un grande in bocca al lupo a Susi e a tutti voi, perché siete straordinari e che avete tanto ancora di dimostrare al prossimo quanto siete veramente generosi. Grazie a voi.